Nell'anno in cui Gorizia celebra il titolo di capitale europea della cultura, insieme a Nova Gorica, Palazzo Coronini Kronberg apre le porte a un capitolo straordinario della storia europea. La mostra I Borbone di Francia a Gorizia, ricordi e immagini dell'esilio, racconta quasi un decennio di presenza reale che trasformò la città isontina in meta di pellegrinaggi e salotti aristocratici. Nelle 3 sale delle scuderie del palazzo, curate da Cristina Bragaglia, prendono vita i souvenir borbonici raccolti dal conte Guglielmo Coronini, documenti inediti e preziose testimonianze private. Non solo la grande storia, ma anche la quotidianità di una corte ridimensionata, lontana dal fasto di Versailles. Un racconto che inizia con l'arrivo di Carlo X nell'ottobre del 1836, ma che svela molto di più sul rapporto tra questi sovrani spodestati e Gorizia, la città che li accolse. Come ci spiega la curatrice della mostra? Arrivano a Gorizia a un certo punto della loro storia, nel 1836, Carlo X di Borbone, che era diventato re nel 1824, dopo che fin dal 30 era stato costretto ad abdicare, quindi aveva cominciato il suo esilio, arriva qui a Gorizia. Veniva da Praga, dove soggiornava già da qualche anno. È costretto a lasciare questa residenza che gli era stata messa a disposizione dall'imperatore d'Austria e volendo trovarsi un luogo dal clima più mite, temperato rispetto ai freddi e rigidi inverni di Praga, si stabilisce qui a Gorizia, affitta proprio Palazzo Coronini, dove si stabilisce insieme al nipote Enrico, mentre il resto della famiglia, cioè suo figlio il duca d'Angoulême e la moglie Maria Teresa Carlotta, si stabiliscono a Palazzo Strassoldo. Il soggiorno del re però non fu un soggiorno, diciamo, fortunato qui a Gorizia, perché dopo un paio di settimane il re si ammalò. Va detto che era già anche piuttosto anziano, aveva 79 anni, e si ammalò di colera e morì proprio qui a Palazzo Coronini il 6 novembre del 1836. Per decisione dei familiari fu seppellito nel monastero della Castagnavizza. Poteva essere una soluzione temporanea, ma in realtà poi divenne definitiva, perché successivamente anche tutti gli altri componenti della famiglia reale, i suoi figli e i suoi nipoti, man mano che morirono, vennero seppelliti alla Castagnavizza, che divenne in qualche modo, come fu soprannominata, la Saint-Denis dell'esilio. La morte improvvisa di Carlo X non spezza il legame tra i Borbone e Gorizia. Per 8 anni, fino al 1844, la piccola corte francese continua a vivere in città, frequentando i salotti della nobiltà locale. Palazzo Strassoldo diventa teatro di cene sobrie ma raffinate, dove l'aristocrazia goriziana fa a gara per essere invitata. È un esilio dorato ma malinconico. Luigi Antonio d'Angoulême e sua moglie Maria Teresa Carlotta, ultima figlia superstite di Luigi XVI e Maria Antonietta, tentano di mantenere le tradizioni di corte in un contesto completamente diverso. Il francese diventa lingua di moda a Gorizia, mentre al monastero della Castagnevizza si succedono i pellegrinaggi dei fedeli monarchici. Dopo la morte del duca d'Angoulême nel 1844, sarà Enrico conte di Chambord a mantenere vivo il legame con la città. Da Frosdorf, vicino Vienna, continuerà a tornare regolarmente a Gorizia per tutta la vita. Quando morirà nel 1883, i suoi funerali solenni vedranno la partecipazione commossa di tutta la cittadinanza. Ma cosa rimane oggi di quella presenza regale? In questa mostra cosa si trova? In questa mostra si trovano gli oggetti, le immagini, i ricordi, documenti che il conte Guglielmo Coronini ha raccolto negli anni proprio per documentare e per sottolineare il legame di questo luogo con i Borboni di Francia, ma si trovano anche oggetti prestati da alcuni proprietari privati, anche oggetti finora mai esposti al pubblico, ma soprattutto abbiamo voluto raccontare le vicende di questi personaggi, di Carlo X, dei suoi discendenti, raccontare non solo le vicende legate all'esilio, ma anche le vicende che nel corso delle loro vite poi li hanno portati un po' come conseguenza della grande storia qui a Gorizia. Una mostra che non è solo memoria, ma riflessione sulla fragilità del potere e sull'identità europea. Gorizia, crocevia di destini e culture, si conferma ancora una volta ponte tra mondi diversi. I Borbone di Francia a Gorizia sarà visitabile fino al 25 gennaio 2026, un viaggio nel tempo che ci ricorda come la storia, anche nei suoi capitoli più drammatici, possa trovare nella dignità umana la sua più alta lezione.